Dei 73 anziani della residenza Scramignan di Merlara ne sono rimasti in vita 47 e sono tutti contagiati. Il giorno di Pasquetta la 26esima vittima, una 81enne originaria di Bevilacqua nel Basso Veronese. Speravamo che la tregua pasquale si trasformasse in permanenza, cioè che non ci fossero più morti, invece così va. Eppure per gli anziani della Scramignan era stata una Pasqua di piccoli gesti che gli avevano strappato un sorriso, pur nella lontananza e nella malattia. Dai dolci arrivati in regalo, insieme ai fiori e alle piante di aziende locali, ai biglietti personalizzati dei bambini della scuola elementare. Poi l'ennesimo decesso, che fa anche emergere come ora la casa di riposo debba reggersi economicamente con 47 rette anziché 73. Un problema serio. C'è stata la fondazione che ha già versato per le cose più immediate 20.000 euro e questa è stata una boccata di ossigeno molto importante. Il sindaco, tornata in queste ore a lavorare in municipio dopo la quarantena, ma impossibilitata a farlo di persona, approfitta del nostro telegiornale per salutare anziani ospiti, operatori, medici e amministrativi della casa di riposo. Vorrei salutare, come ha fatto la signora Maria in quella intervista ormai famosa, avanti, bisogna andare avanti, ci vuole forza e fiducia nel futuro.